Salviamo il pane. È un grido alto, forte, non dico disperato, ma quasi, che i 20 ristoranti di Friuli Venezia Giulia, Via dei Sapori, un consorzio, sta dando ai clienti. Perché? Perché noi tutti consumatori, in parte, noi consumatori stiamo scegliendo, comprando e mangiando un pane che molto spesso non è tale, è indecente. La grande industria, la grande distribuzione hanno stravolto quelle che sono le regole antiche del fare il pane per accelerare i tempi di lavorazione. Hanno usato e stanno usando farine cosiddette autolevitanti, per cui i tempi di fermentazione, di lievitazione da 12 a 24 ore scendono a 2 o 3, per cui mangiamo dei pani che sono poco digeribili. Fate attenzione, questi pani che sembrano freschi, che sembrano fragranti, la sera non si possono più mangiare. È per questo che noi abbiamo deciso di comunicare questa nostra grande ansia verso il pane, e ogni cliente che si siede nei nostri ristoranti troverà un sottopiatto dove c'è scritto in sintesi quello che io vi sto raccontando in questo momento. Cosa bisogna fare? Bisogna tornare a scegliere i pani dai fornai che si alzano alle 2 di notte, che preparano il pane con una lunga lievitazione per renderli digeribili, per renderli fragranti. C'è una cosa molto importante che in regione è stata fatta, Regione Friuli Venezia Giulia. Il mese di novembre è stata varata una legge, la prima in Italia, che definisce finalmente la differenza, che stabilisce la differenza tra pane fresco e pane surgelato. Molto spesso nella grande distribuzione si chiede un po' di pane, lo scaldano, è un pane che entra nel microonde congelato ed esce fresco, e noi siamo convinti che sia pane fresco. Questo non è più possibile, quindi bisogna controllare, verificare quando si va a fare la spesa che cosa si compra. Poi ognuno, quando sa, è libero di scegliere se stare bene o stare male. A noi la scelta. Ecco, in questo salviamo il pane lanciato dai ristoratori, come dicevamo in apertura. Si sono uniti i fornai della provincia di Udine, si sono uniti la Federconsumatori della regione, e abbiamo avuto il patrocinio anche della Camera di Commercio, perché l'argomento è molto importante. I fornai sono il punto più importante di questa filiera, perché sono loro che devono lasciar lievitare il pane, sono loro che devono fare grandi sacrifici a livello anche di vita personale, perché l'orologio della loro vita non è legata alla loro orologio biologico, ma a quello del pane. E poi a monte, a valle di questa filiera, ci sono i mulini, pochi mulini ma molto seri. Uno per esempio lo trovate a Trivignano Udinese, della famiglia Moras, un mulino governato praticamente quasi solo da donne, dove hanno scelto la strada di produrre farine per questi fornai che vogliono fare il pane come una volta, farine non autolevitanti, farine naturali che loro consegnano, selezionano, con un negozio dove si può trovare tra l'altro il pane, le farine per fare il pane, ma anche per fare gli gnocchi, anche per fare la pasta. Quindi ogni tipologia di prodotto, di piatto, ha bisogno della sua farina. Quindi è un firmamento da riscoprire, un mondo da riscoprire, che vi invito a farlo.